Se ci sono cose un po' a culo d'uccello o apodittiche, qualcuno magari mi può fare delle domande. Complimenti a un'autentica penna libera del giornalismo italiano. Mi trovo allineato con tutto quello che ha argomentato, sostenendolo anche con prove fotografiche, e arrivo alla domanda proprio della prova fotografica documentale. Noto che io, avendo letto anche ormai un paio di volte il libro dell'autore che Francesca presenterà il prossimo 20, tal Gioele Magaldi, venerabile maestro di una loggia del Grande Oriente Democratico in scissione al Grande Oriente d'Italia, ecco, dove lui nel suo libro, proprio in riferimento alla figura di al-Baghdadi, ecco, straordinaria la convergenza con quello che lei sosteneva ancora anzitempo prima dell'uscita del Magaldi stesso, ma addirittura le chiedo, il Magaldi nella sua posizione, sostenendo l'antefatto storico in cui questo è stato liberato dal campo di prigionia iracheno, dice addirittura che Abu Bakr al-Baghdadi in realtà è uno pseudonimo di un arabo israeliano i cui genitori sono israeliani sionisti. E nel sostenere questo io adesso vado a memoria a identificare la foto che lei ha messo di quel ragazzo vicino, dietro il senatore John McCain. Ho notato che la carnagione di quel ragazzo là, stranamente, non è di tipo semitico, ma sembra addirittura, diciamo, un bianco di quei bianchi ebrei che sono nella zona, diciamo, degli ebrei ashkenaziti, che è un po' tutta la zona che faceva riferimento al Mar Nero, alla zona occupata oggi dal Donbass, dai cosacchi e quant'altro. Allora le chiedo a lei se risulta vera questa informazione che riporta il Magaldi, che Abu Bakr al-Baghdadi, oltre che essere un uomo liberato deliberatamente dagli americani per creare ISIS, è addirittura un arabo israeliano figlio di israeliani, ed è quindi, diciamo, un personaggio che nulla ha a che fare con il mondo dell'Islam. Grazie. Questa cosa si dice, le fonti, che il fatto che lui sia ebreo, no, non solo arabo israeliano ma ebreo, è una cosa che si dice. Potrebbe, io non sono in grado di confermare o smentire. Le fonti sono libanesi, eccetera. Dobbiamo pensare che quello che in fondo questo è secondario, basta vedere quello che fa, cioè hanno un potente esercito con tutte le uniformi nere e non vanno a liberare Gerusalemme, cioè al-Quds, il secondo posto più sacro dopo la Mecca. Quello che fanno è ammazzare cristiani, gli yazidi e sciiti, soprattutto, allora ammazzano gli sciiti. Poi dice, dopo vedrete, perché poi ha fatto anche questa domanda, ma insomma, dopo, ma prima dobbiamo ammazzare tutti gli eretici, cioè gli sciiti, no? Quindi al di là del fatto che se lui sia o non sia ebreo, lo giudichiamo, perché poi ci sono, come dice anche Giulietto Chiesa, ci sono molte cose che noi non sappiamo, perché non siamo stati noi a farle. Quello che possiamo vedere sono alcune stranezze, tutto non possiamo capire. Il Magaldi è quello che fa Magaldi, ne abbiamo parlato a pranzo, a cena con un amico che è qua presente. Anche questo, cioè quello che fa la massoneria, lo si capisce dopo. Per definizione, le società segrete non mandano dei comunicati stampa, o se li mandano sono falsi. Sono falsi come i video della cazzo. Quindi quando noi capiamo che, non so, a un certo momento ci sono i famosi, in Francia c'è una grande effervescenza, si stampano le cahiers de doléances, eccetera, e scoppia la rivoluzione francese. Dopo capiamo che è stata la massoneria, e persino questa cosa viene addirittura contestata da alcuni storici, perché non ci saranno mai possesso di documenti, alcuni dei quali più importanti sono
nella loggia madre di Londra, che si chiama Quatuor Coronati. Quindi non sappiamo, perché noi non vediamo. Io faccio il giornalista anche un po' così, perché nessuno mi paga i viaggi o più, no? Quindi ci sono alcune cose che vi posso dire, ok? Ma la mia esperienza, ci sono cose che cambiano, il fatto che ci sia un Magalli, che ne sappiamo perché? Perché appunto, come dice Lenin, a volte è più comodo farsi l'opposizione dall'interno del proprio seno, così se la controlliamo, no? Sappiamo fin dove va, invece magari no, chi lo sa? Perché ci sono poi delle grosse fratture anche all'interno, per esempio, degli Stati Uniti, ma ci sono, insomma, come posso dire, dei disagi che si esprimono anche a livelli molto alti. Pensiamo ai giri di Kissinger, che poi sono dei vecchi che ormai sono fuori dalle leve dirette del potere. Quindi non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che c'è il trucco, che c'è un illusionista che ci dà in TV questa roba per farci ottenere questo tipo di reazione. La creazione di stati d'animo collettivi è una specialità proprio della massoneria, di quei gruppi iniziati. Ok. Isis, che in inglese sta per la dea Iside, che è chiaramente un culto, diciamo, venerato all'interno, diciamo, delle logge, ecco, il mito di Iside, Osiride, Horus, l'occhio che tutto vede, ecco, dice lo stesso Magaldi, il giorno in cui viene ufficializzata la nascita di Isis, è funzionale che in America il partito repubblicano candidi Jeb Bush, ok, il fratello del vecchio Bush, ok, junior e figlio del senior, alla presidenza, diciamo, degli Stati Uniti nelle prossime presidenziali, perché è funzionale alla fine al disegno dei cristiani messianici, degli apocalittici. Può essere una lettura, cioè il Magaldi straordinariamente dice delle cose affini praticamente, che hanno una logica, se noi non vogliamo anche credere alla massoneria, però ha una sua logica di lettura. Esiste il centralismo, quello che nel Partito Comunista Sovietico si chiamava il centralismo democratico, cioè si discute in segreto e molto apertamente, poi la minoranza che perde deve obbedire alla maggioranza che ha vinto, anche se non è convinta. Lo stesso meccanismo avviene nella massoneria, nei suoi centri di potere, dove si vede anche contro Putin, dove nell'Unione Europea, no, metà dei paesi non è d'accordo, però vanno a dire, a pernicolare poi al ministro degli esteri Lavrov, sai, noi vorremmo fare affari con voi, ma siamo tenuti alla solidarietà europea, che è la solidarietà massonica. Non c'è bisogno che vadano in giro col passo. Quando si vede come cooptano i Barroso, queste qua, li capisce, le annusi. Buonasera. Allora, intanto volevo ricordare a tutti che Rita Katz è una grande collaboratrice di Radio Radicale. Allora, per quanto riguarda la politica italiana, quando si parla della politica italiana, delle strane scelte che fa o anche delle sue scelte di fondo, tipo stare nell'euro o stare nella NATO, io sono ossessionato da un documento giuridico che è il Trattato di Pace del 1945. Di conseguenza la domanda è: ma noi queste scelte le possiamo fare oppure sono al di fuori delle nostre possibilità giuridiche? No, secondo me si potevano fare, c'è modo e modo, però no, adesso apriamo questo dolorosissimo capitolo del cui io mi vergogno come lombardo, per esempio. La Lombardia ha una classe dirigente che ha fallito storicamente con Berlusconi, con Bossi. L'abbiamo votato, io l'ho votato per Berlusconi, credendo, dice vabbè, questo qua è un imprenditore lombardo, certe cose le capisce molto bene, c'era anche dei bei discorsi nel 94, che scriveva qualcuno che non fossero le sue troiette, scusi padre. Perché poi c'è il fallimento, una classe politica, questo è un paese che non si sa governare, perché che i lombardi non si sappiano governare è triste.
ma è una triste constatazione che devo fare a 70 anni di età. Quindi si poteva fare, come ho detto, anche per la Libia si poteva fare, ma insomma. I francesi, che pure si muovono all'interno di cose, una realtà massonica molto più forte, però su certe cose vanno a fare. Devo dire che i francesi, con tutto il fatto di Charlie Hebdo, per esempio, mostra come quando si sgalla dalla via americana, tra virgolette, poi un giorno se mi invitate ne parliamo, perché è tutto un altro capitolo, si ottengono anche dalle batoste, sono dei colpi di mano, perché ci sono cosa era successo in pratica? Che appunto l'ISIS non è solo americano e saudita, c'era anche questo ISIS, diciamo, franco-turco, sembra strano, ma i francesi non è poi così strano, perché i francesi hanno alcuni milioni, cioè 500.000 di giovani algerini o insomma magrebini, cittadini francesi, moltissimi sono nell'esercito, per esempio. Moltissimi di questi qua erano fino al 2013 con l'ISIS, ma erano dei soldati francesi. E si è capito a poco quando uno dei capi di Al-Nusra, che si chiamava, non era manco musulmano, si chiamava Drugeon, è stato ucciso da un drone americano. Ma come? Stiamo tutti insieme a combattere l'ISIS? Ma perché? Perché i francesi si erano messi d'accordo con i turchi, altri pagatori dell'ISIS, quello che chiamiamo ISIS o Daesh in arabo, per non fare vincere i curdi, perché ovviamente i turchi dicono no, perché i curdi sono un popolo appunto che è disperso in 4 paesi, no? E si sta formando il suo Stato, se questi paesi si sgretolano come vogliono gli ebrei, e loro dicono, beh adesso a questo punto un pezzo di Siria, un pezzo di Turchia, un pezzo di Iraq e facciamo uno Stato curdo. Allora si era messo d'accordo Erdogan con i francesi che fornivano e deviavano il corso, diciamo, normale del progetto saudita. Allora poi è successa la strage Charlie Hebdo, che però era stata dopo una uccisione di agenti israeliani a Bruxelles, non so se vi ricordate, dove a uccidere è stato un arabo francese che si è comportato come un militare. Ecco, per dirti, capito? Però, non vorrei uscire fuori, si può, cioè ci sono dei luoghi dove si può far presente, no? Però Italia, Germania e Giappone sono sconfitte, la Francia sta... Sì, ma per esempio, ecco, sì, però proprio adesso si è visto la Germania sulla guerra si sono presi la strizza, no? Visto che gli americani vogliono fare la guerra in Ucraina, mandare armi letali all'Ucraina è pericolosissimo per noi europei, perché l'Ucraina comunque perderà e diventa come la Somalia, come la Libia, cioè gente con gli RPG che può venire qua oltre confine, può vendere i razzi alla mafia, capito? La destabilizzazione li fa paura ai tedeschi, che poi non hanno più l'esercito, non hanno più niente. Allora sono andati là, anche perché avevano probabilmente degli uomini alla sacca di Debalsero, a Minsk, non è che ha fatto, però è stato un atto di indipendenza, gli americani sono incavolatissimi, però vedi che si può fare. L'America si è trascinata dietro l'Hollande, no? Cioè, di fronte a un pericolo reale di destabilizzazione senza prospettive, perché appunto gli americani non è che ti dicono no, ma noi adesso lì, come gli americani alla seconda guerra mondiale, davano le sigarette poi agli italiani, la cioccolata, la carne in scatola, no, lì vogliono distruggere, no? Non hanno più la testa della, diciamo, fra virgolette, generosità democratica. Quindi si può fare. Naturalmente se fai la sfida così aperta
devi temere. È quasi provato che stavano per abbattere l'aereo di Putin, no? Quando gli ucraini abbattono l'aereo palestinano, il pilota ucraino che fosse ubriaco lo scambia per quello di Putin che stava sulla stessa rotta a 300 km di distanza. Insomma. Quindi da chi sono stati avvertiti? Una domanda da mantenere, certo senso. Se sul rogo di Pietro al posto del veicolo chimico alias Bergoglio ci fosse San X, cosa farete? Non so. Però è vero che questa non è contro la carne e il sangue questa lotta. È vero questo, cioè che qui ci sono elementi di così chiaramente di suggestione satanica, di possessione o di ossessione satanica, che stanno formicolando. No? A me mi ha molto colpito quello che è successo ieri a Terni, dove questo musulmano ubriaco ha colpito un ragazzo con un pezzo di bottiglia senza un motivo. Questo senza un motivo, che insomma, sappiamo che questo tipo di esplosioni sono preparate da un'assenza totale di preparazione all'abnegazione, al sacrificio di sé, no? C'è qualcosa di, capito? Questo anche l'ISIS, quindi cioè, nel momento attuale secondo me non può nemmeno esserci Pio X, capito? Cioè anche questo Papa non è secondo me è il prodotto del modernismo, non è tanto un modernista, è il prodotto. Un po' ignorante, no? Poi dice bisogna fare del bene, andare alle periferie, è Marta che prende a calci Maria, no? Dice ma cosa stai lì a guardare il Signore? Basta, vai a fare del bene, no? Queste cose sono 40-50 anni di preparazione a questo tipo di livello. Non avrebbero mai votato Pio X. Del resto Pio X fu uno dei grandi sconfitti, perché questo era più Pio IX, diciamo. Sì. Però insomma oggi non ci potrebbe, quando Pio X condanna il modernismo, questi qua si buttano sotto, non è che dicono vabbè usciamo oppure dalla Chiesa oppure ci dichiariamo fedeli, no, agiscono da di sotto, quindi c'è già qualcosa di diabolico, una doppiezza ecclesiastica nel modernismo dei preti, c'è qualcosa, proprio fanno una società segreta, sostanzialmente. Buonasera, tra le cose fatte da Berlusconi c'è da dire che di positivo aveva reso energeticamente l'Italia indipendente, proprio con la Russia e la Libia. Lei ha fatto vedere una lastrina in cui ha fatto notare come la mancanza del gasdotto e i problemi con la Libia ci hanno fatto perdere non pochi soldi, ma soprattutto ci hanno fatto perdere questa indipendenza energetica. Quando l'attacco alla Libia è iniziato, Francia e Gran Bretagna erano molto decise, ma probabilmente avrebbero avuto grossi problemi a portarlo a termine se anche noi non fossimo entrati ad aiutarli, dandogli le basi e dandogli tutta una serie di assetti che per loro erano essenziali. Inizialmente l'Italia non era per nulla favorevole ad aggredire la Libia. Domanda: cosa è cambiato che ha spostato il nostro interesse da protettivo o comunque da non interventista nei confronti della Libia a interventista e in aiuto a Francia e Gran Bretagna contro i nostri interessi? Diciamo, l'attacco internazionale sull'immagine di Berlusconi che offriva questa, cioè non è che si difendeva bene, no? Ma Berlusconi era debolissimo su qualunque piano, a parte che l'ha sempre messa
ah ma io con Putin siamo amici, ma cosa significa siamo amici? Cioè se l'amicizia personale cosa significa? È un bellissimo sentimento, ma nella politica internazionale non è. Oppure l'amicizia con Gheddafi che poi in realtà l'ha tradito. Ragazzi, noi non ci rendiamo mica conto, ma sono cose di una gravità estrema. Ma lui era sotto attacco, c'era il famoso spread che andava alle stelle, c'erano dei processi per la Ruby. E siccome la Ruby, insomma, c'aveva gli avvocati da lato di pollo, lui si è sempre fatto difendere da avvocati. Infatti, vedi, quando si è rivolto a un vero avvocato è stato pure assolto, Coppi, no? Perché quegli altri Ghedini erano ladri di l'avvocato per i ladri di polli, quello che dice, beh dai, adesso facciamo rimandare il processo così viene fuori, finisce che c'è la prescrizione, ma è una roba da ladri di polli, no? La pochezza del personaggio, capito? Io mi ricordo quei giorni perché li seguivo proprio direttamente. E io mi ricordo Berlusconi ha rifiutato l'intervento all'ambasciatore americano, presentati Kerry e McCain, non a nome degli Stati Uniti, bensì uno rappresentante del Partito Repubblicano e uno del rappresentante del Partito Democratico. All'entrata nell'ufficio privato del Presidente del Consiglio Bush, erano presenti tutti e tre, schierati tutti e tre, ha detto all'entrata, Berlusconi ha detto, noi abbiamo dato le basi, questo è più che sufficiente, sono entrati in ufficio, cosa si siano detti non si sa, Berlusconi esce dall'ufficio e dice adesso noi interveniamo. Di conseguenza qui non è una questione di... qui ci sono state delle minacce ben precise, insomma questa deve essere stata una conversazione a livello di saloon coi cowboy, questa è una roba proprio da criminali. Un mese fa il presidente della Tunisia, che è un paese ruzzo in confronto all'Italia, che a 82 anni è stato messo lì dopo, insomma, la cosiddetta primavera araba, ha mandato fuori dal palazzo l'ambasciatore americano, perché l'ambasciatore americano gli aveva detto ah bravo, adesso abbiamo questo nuovo presidente democratico, vorremmo una base militare in Tunisia, esca, poi magari lo ammazzano, però c'è chi se la fa sotto, che quella poi è la politica, c'è il momento in cui si richiede coraggio, si richiede unione, perché per esempio il governo Berlusconi, dove Berlusconi litigava con Tremonti di fronte al consesso internazionale, beh, capisci? Cioè bisogna essere, appunto, quando io dico che non abbiamo e non sappiamo esprimere una classe dirigente, voglio dire questo, perché poi che io non ce l'ho con Berlusconi che va a letto con Ruby, ce l'ho con Berlusconi che mette alcune altre sue ragazze a fare le deputate perché sto pagando io, scusate, dai, pagatele tu, no? Questo è politicamente, che poi è una cosa così evidente, che ci si vergogna, capito? Cosa credete? Quella lì bellissima che lei, no, aveva fatto anche sottosegretaria. Mi sfugge il nome, vabbè, però, Carfagna, cioè, ci sono delle intercettazioni telefoniche della Carfagna con sua madre che dice, mi fa male, sai, insomma, lasciamo perdere, va? Cioè, in mano, quello c'era magari non c'è la minaccia di morte, cioè, sai, noi abbiamo quelle intercettazioni. Capito? Ma che cos'è un politico che fa questa cosa? Cioè, se a 74 anni ti piace quella roba lì, vai in Venezuela dove c'è i villaggi turistici e fai quello. Cioè, decidi nella vita se vuoi scopare le minorenni, che è anche un'attività, oppure fare lo statista, perché le due cose non vanno bene. Oppure ci sono statisti che cosano le minorenni, ma non lo sa nessuno. Perché ti fai scoprire? Io quello che è l'infantilismo del personaggio, capito? Quando telefona in questura, cioè, vi siete mai pensati quella sera là che allora prendono una con la faccia proprio prostituta,
che dice che si ruba per un furto ad un'altra compagna di strada, diciamo, no? Questa dice, ma io chiamo il presidente, il capo del governo, c'è il suo numero. Ora, chiunque di noi darebbe il suo numero di telefono privato a una così? Cioè, un po' di buon senso. No, invece lui, questo lo chiama, lui dice subito sì. Lei lo fa? Non so. Cioè, ma io non lo farei mai. Ma io non lo so, ma che ci vuole? È lei che nel libro Complotti mi ha insegnato che quando Herrhausen in Germania l'hanno fatto fuori subito. Di conseguenza, che loro usino questi metodi da criminali, è lei che me l'ha insegnato. Di conseguenza... No, ma stiamo parlando, Herrhausen e Berlusconi, scusa. Berlusconi tra l'altro non è nemmeno un imprenditore, l'imprenditore è confalonieri, l'abbiamo capito dopo. Lui è un impresario, cioè faccio la televisione tutta così un po' scolacciata, così poi mi faccio le ragazze, perché poi da questo cosa c'era con Emilio Fede. Non è un imprenditore, perché non capiva nulla. Una domanda molto semplice, solo per curiosità. Siccome lei ha nominato Luttwak, avrei voluto capire che tipo di fonte di informazione è, perché io lo sento parlare, mi sembra abbastanza logico quando dice, se non volete che arrivino gli africani sparate almeno sui vascelli, sui gommoni che sono sulla spiaggia, no? Ma lei che evidentemente gli ha telefonato, insomma, sto qua è attendibile, non è attendibile, a che corrente potrebbe appartenere? Non lo so io. Allora, lui è un uomo che è stato per il Pentagono, perché sa bene l'italiano? Perché fece la sua tesi di laurea, che è del suo libro principale, che si chiama La politica di potenza dell'impero romano. Perché gli americani, il potere americano, quello vero, serio, diceva: ma com'è, si pose questo problema che noi non ci poniamo mai, com'è che i romani governavano una parte così enorme del mondo con 150.000 uomini e basta, che non c'erano manco gli aerei per trasportarli? Poi non hanno saputo rispondere, però è la domanda che si pongono, non so, i poteri grandi di un potere imperiale, no? Cioè, i romani sono sempre stati un esempio, un modello anche per gli inglesi, mai per gli italiani. Non credo che Berlusconi abbia mai avuto nemmeno Bossi, perché è così, cioè lui è un uomo diciamo così, del Pentagono e anche della CIA, ha scritto anche appunto questo libro sul fatto che si poteva fare un colpo di Stato in America, spiegando alcune cose che poi sono avvenute l'11 settembre, no? Quando parla con quel tono particolarissimo diciamo proprio della brutalità americana, che è esattamente il tono che si usa in questi ambienti, al Pentagono e alla Casa Bianca. Tipo una volta disse, durante una conferenza, disse, c'era un momento di forte tensione fra il Pakistan e l'India, no? Tutte e due potenze atomiche. Lui disse, forse se cominciassero una guerra atomica loro due, così imparerebbero gli altri cosa vuol dire avere le armi atomiche, no? Cioè lui dava per scontato la morte, non so, di alcuni milioni di persone. Che così si pensa al Pentagono. Quando voi vi colpisce sempre, perché appunto è allo stesso tempo lucido e brutale, questo è il pensiero americano. Poi ci sono i neocon, i messianici, i cristiani renanti, ma la brutalità, cioè la consapevolezza di avere un armamento che se vogliono ti fanno incenerire, che non rischiano più niente, hanno questi qui che combattono per loro, che hanno i droni, con cui appunto ci sono centinaia di cosiddetti ufficiali americani che stanno davanti a un teleschermo e ammazzano la gente che sta in Pakistan, in Afghanistan. Una roba che hanno per esempio reintrodotto il soldato mercenario. Guardate che è un crollo della civiltà, perché il soldato mercenario è sempre una cosa, l'esercito privato, perché le disse Rumsfeld, no? Appunto,
Sono meglio perché costano li paghiamo solo finché servono, no? La privatizzazione dell'esercito, la cosa peggiore che possa esistere sul piano morale e dello Stato. No? Quindi io ci credo, cioè bisogna sempre pensare che ha uno scopo, come Magalli, ha uno scopo che non sempre ci è chiaro quando parla Luttwak, per lo più la difesa di Israele non si proprio discute perché lui è un ebreo, di questi virulenti, però è lucido ed è anche molto ben informato all'interno di questi sistemi di potere. Quantomeno è genuino, sincero. Sì, quel particolare. Dovete pensare che fa, per esempio lui è uno di quelli che ha detto, ma no, non è Putin che ha ammazzato Nemtsov, no? Quello là, ma a parte che la cosa è evidente, perché se Putin voleva ammazzare Nemtsov, c'era un incidente d'auto, un'improvvisa malattia a casa sua, non a 300 metri dal Cremlino. Quello è chiaramente fatto da dei nemici di Putin, magari internazionali. La domanda che volevo farle è questa. Considerato che il Magaldi ha sostenuto in questo suo libro che c'è uno scontro di natura ormai storica tra due modi di pensare all'interno della piramide di potere, in cui si può individuare per grandi linee un'entità di carattere neoconservatrice, neoligarchica, che ha deciso, di lanciare un conflitto in grande stile contro praticamente l'altra parte che, da come dice lui, da quando hanno siglato il famoso patto Freemasonry for Globalization, la seconda parte, cioè quella di stampo neoprogressista, ecco, sta perdendo le partite e quindi adesso è il momento, diciamo, del riscatto. Lui lo dice dicendo: io non faccio parte, diciamo, del gioco delle logge nazionali, ma ho l'autorità di dire questo perché oggi sul piano della massoneria non contano più le obbedienze all'interno degli stati, ma contano praticamente queste superlogge segrete, di cui anche Napolitano fa parte, Mario Draghi fa parte, nome e cognome. Li sfido a portarmi presso un tribunale e denunciarmi per calunnia e diffamazione. Un altro venerabile maestro massone, suo collega degli Alam, dice: caro Rinaldo, non lo faranno mai perché Magaldi dice semplicemente la verità. E allora a questo punto le chiedo a lei, dottore, come fa Magaldi a dire queste cose che sono, diciamo, di una gravità inaudita, che prima lo dicevano i complottisti, a cui venivano anche irrisi dal cosiddetto giornalismo conformista mainstream? Come mai questo signore lo sta dicendo? Ma soprattutto se leggiamo quel suo libro, quello che a me colpisce è che in quelle 600 pagine non si fa nessun riferimento agli ebrei, come invece lei l'ha sempre detto, che c'è un'analisi di fondo storica in cui gli ebrei ci sono sempre, non si fa nessun riferimento ai gesuiti e al patto che hanno siglato i gesuiti con i sionisti. Terzo, e chiudo il discorso, perché mai, Magaldi dice: questi supermassoni sono degli uomini pneumatici, cioè degli uomini, diciamo, spirituali, per cui c'è questa entità trascendentale all'interno di questa supermassoneria, dove alla fine scopriamo che questi sono i protagonisti del male assoluto. Cioè, voglio capire dove sta la spiritualità in tutto questo. Punto di domanda. Satana è un essere spirituale, Questo è un momento di grande, a parte però che io non esagererei l'importanza di Magaldi, perché il fatto stesso di uno che dice sono massone, mi chiamo Magaldi e vi dico cosa succede alla massoneria, è uno
che non è a parte veramente dei segreti, che dovete sapere, credo che si capisca, no? La massoneria è un sistema concentrico di anelli concentrici di cooptazioni, dove la segretezza è sempre più forte. E moltissimi massoni non sanno, anzi per lo più non sanno che c'è sopra, non sanno lo scopo ultimo. Gli insegnano delle cose secondo i vari gradi, dei gradi diversi di verità, fra virgolette, iniziatiche. L'esempio tipico fu che uno dei pochi casi che si scoprirono gli illuminati di Baviera, no? Che alla fine la verità ultima che facevano sapere solo a pochi era che non esiste naturalmente nessun al di là, nessun Dio, esiste solo la materia, esiste solo il piacere e esiste solo il potere. Basta, questa è la fine ultima, è l'ultima cosa, però non lo dicevano prima, solo all'interno di un sistema di cooptazione sempre più ristretto e sempre più segreto. Gli altri, ci sono un sacco di massoni ad un livello basso che non sanno nulla. Sì, che sono dei laicisti da 4 soldi di solito, come sono anche radicali, voglio dire. Servono come massa. Sentiamo l'ultima domanda, prego. Caro dottore, una domanda. Ci parli un po' della Russia, ci parli un po' di Putin, perché insomma Pio X oggi infatti non può più venire, Pio IX è stato consfitto, ma c'è una grande specialista di geopolitica, donna, vergine, sempre vergine, Santa Maria Vergine, che ci ha promesso la conversione della Russia, e Dio scrive dritto su righe anche storte. La domanda è quella: noi tutti un po' guardiamo verso la Russia pensando forse lei, quella Russia, e il suo Putin è un po' fuori da quella morsa dalla quale un Berlusconi, sapendo farcela, non potrebbe uscirci. La domanda è questa, io sto cercando, ho avuto qualche risposta anche da russi stessi, se per esempio la Russia sì o no è indipendente economicamente, se insomma ci faccia andare a casa con un po' di coraggio profetico, la ringrazio. Sì, non lo so, perché però una cosa è vera, che poi lui cosa sia veramente Putin, che non sto a dire che sia un santo, Poi è anche vero, come dicevo prima un amico, che spesso va a questo monastero delle isole Solovki a fare probabilmente un ritiro spirituale. Secondo me l'odio che il mondo ha per lui, io ho visto i giornalisti, no? Piuttosto che niente, a parte che uccide i suoi avversari politici, poi è omofobo, no? Invece naturalmente lui ha detto: non vogliamo in questo paese che ha un problema demografico ai minorenni si faccia propaganda omosessuale, non vogliamo, e la puniamo per legge. Ora, questo fatto già gli ha provocato attorno l'odio, perché oggi c'è questo odio satanico, perché si vede dalle cose che scrivono, hanno detto di tutto di lui, è autistico, è gay, cioè com'è, vabbè. Quest'odio satanico è una delle cose dei tempi ultimi. Lei, essendo sacerdote, lei sa che la vittoria è nella sconfitta, è nella croce, non è detto che ci sia la debolezza economica della Russia, c'è, si vede anche, perché se c'è una colpa politica, non ha liberato il paese da una zavorra, oligarchi. D'altra parte è un paese che 70 anni di comunismo hanno distrutto profondamente l'umanità russa, profondamente. La Russia è un paese che ha avuto Bulgakov, Dostoevsky, Tolstoi, è un grande paese, cioè senza i russi la nostra vita di europei sarebbe più povera.
Nello stesso tempo la dispersione, per esempio appunto i contadini in Russia, l'agricoltura non sta ancora funzionando perché hai ammazzato 6 milioni di contadini. Io mi ricordo quando andai a fare un servizio in Moldavia che la gente moriva di fame in una delle terre più ricche, fertili del mondo, e ci spiegarono che nessuno di noi è agricoltore, eravamo tutti colcosiani. Dice, io ero elettricista, l'altro guidava il trattore, ma quando poi i russi, perché i sovietici se ne sono andati e hanno portato via un minimo di know-how, di competenze, non sapevamo come si coltiva, perché noi diamo per scontato questo elemento basilare della civiltà. Quindi lui ha pensato probabilmente appunto di poter andare avanti col petrolio caro ancora per un po', e purtroppo gli americani hanno più potere di quanto si vede. Io spesso mi stupisco che riescano a tenere basso il prezzo del petrolio, eccetera. E quindi la battaglia è incertissima, Rimane il fatto che lui è odiato per questo aspetto, diciamo, di principi, diciamo, spirituale, cioè in qualche modo il diritto naturale, per quanto si possa dire che in Russia appunto non è più il paese dei tempi di Tolstoi, di Dostoevskij, il paese dove la gente era cristiana, eccetera. Infatti la Russia, il pericolo della Russia è se stessa oggi, che dicono vabbè, ma questo qua, cioè, tutti questi tizi che venivano in vacanza qua e avevano i soldi, dicono ma adesso non posso più venire, cambiamo Putin. Può succedere anche questo, può succedere il contrario, uno ancora peggio, diciamo, più felice, allora messo con le spalle al muro usiamo le armi, perché forse gli americani vogliono proprio questo, cioè noi stiamo in tempi apocalittici, non nascondiamocelo. Preghiamo solo che Gesù Cristo, Dio, perché noi da soli non ce la facciamo. Se casualmente un bombardiere riducesse in sabbia il monolito nero, cambierebbe qualcosa? Il monolito nero cambierebbe qualcosa? Quello dove circolano tutti attorno, una volta all'anno ci vanno. No, non mescolate questi fatti, diciamo, perché sì, ci sono delle simbologie, delle potenze anche in queste cose. Però io non è il mio campo, io mi attengo a, per esempio, credo veramente, per esempio, che uno degli scopi di tutto, perché poi c'è il grande regista, c'è il grande illusionista, ma c'è anche il grande regista di tutto, che in questo momento sta spegnendo le luci della cristianità nell'Oriente, chiese quasi fossilizzate, ma spesso sono chiese apostoliche, chiese che consacrano il corpo e il sangue di Cristo, e queste sono come se spegnessero o se rompessero delle dighe, piccole dighe. Una delle cose di cui si dice come apocalittica sarà quando cesserà il sacrificio, o l'abominio della desolazione sul luogo sacro, che può essere il futuro Tempio di Gerusalemme che vogliono costruire gli ebrei, creando un rito che è vietato per tutti, per gli stessi ebrei, cioè un rito che è un'imitazione blasfema ma efficace del rito che si faceva prima finché c'era il Tempio. No? Questo poi il fatto che ci siano forze, anche simboli satanici in giro, eccetera, però escludiamo questo, noi cerchiamo di guardare con spirito lucido su cose che possiamo capire. Le cose che non possiamo capire possiamo solo intuire. La domanda che le volevo fare, mi ha molto colpito la frase di Lenin, è quella di creare, dunque, ecco, allora la domanda è molto semplice. Noi abbiamo pensato, o si pensava, nella seconda guerra mondiale, che senza vero riferimento
a Gesù Cristo, alla Chiesa, insomma basta difendere noi stessi, la zolla, la terra, la stirpe, eccetera, per combattere il russo e il massone, e si è visto come è andata a finire. Allora la domanda è questa, la risposta di Alba Dorata, la risposta di altri gruppamenti, partiti, movimenti politici, poi chiamati di estrema destra, che potentemente rispondono contro il mondialismo, contro l'America che comanda tutto e tutti. È possibile vederci veramente un tentativo di buonsenso, di tutelarsi, di reagire, o non è troppo grossa oggi già la cosa per vederla come una creazione di Lenin? No, infatti è interessante, per esempio in Francia le grandi manifestazioni contro l'adozione da parte dei finocchi di bambini, cioè sono andati, perché la Francia è un paese molto laico, quando hanno visto le decine di migliaia di persone sono rimasti un po' così. Cos'è questo? È il senso comune che ancora c'è, da noi secondo me è molto più distrutto, perché la gente non pensa, no? Non ha mai pensato, la gente non è, per questo la Chiesa diceva dovete credere a questo, eccetera, perché poi la gente crede a questo oppure crede a qualunque altra cosa pessima, no? Tanto meglio credere a qualche cosa che invece è buona, no? Perché oggi sono riusciti molto bene a fare il nuovo senso comune. Parlate in giro delle nozze fra finocchi, è una scelta di vita, che male fanno? Cioè, una volta li lapidava la gente, nessuno ci si vergognava, per esempio l'assenza di vergogna di fronte a certe cose, no? Il nuovo senso comune sono riusciti ormai a farlo ed è un vero e proprio condizionamento che riguarda tutti noi, perché non abbiamo più il coraggio di dire no, questa roba qui no, cominciò con l'aborto, io sono vecchio quindi mi ricordo bene questa cosa, ho visto l'Italia anche decadere non solo moralmente ma persino economicamente, oggi però forse un po' la gente si dice ma questa Europa che si doveva liberare e poi cosa fa? Oltre alle nozze gay poi sta affamando la Grecia, in Italia abbiamo 7 milioni di poveri che non ci sono mai stati così tanti, 7 milioni, il 12% della popolazione. Sta diventando l'Europa laica, sta diventando la prigione dei popoli, quella che una volta si chiamava la Russia zarista, che era la prigione dei popoli, no? Ammazza! Questa è la prigione dei popoli, Bruxelles, la banca centrale, la gente un po' si rende conto che le illusioni che gli erano state inserite sono, però naturalmente che il senso comune non gli dice più di combattere su questo, perché non ci sono più appunto certe basi. Io vedo purtroppo vedo i bambini a scuola, le ragazzine alle quinte elementari che fanno la foto delle loro parti intime e le vendono per una ricarica. Ciò avviene alle scuole milanesi senza che ci sia una rivoluzione generale di questa cosa. No? Nessuno si prende più la responsabilità, ma sono fatti i suoi, ci pensano i genitori, spesso i genitori sono peggio. Guardate che ragazzi, perché la corruzione dei piccoli è una cosa più satanica che ci sia ed è quella sia una forza, perché Satana, io sono convintissimo di questo, l'aborto è un rito magico, versi il sangue si chiama nella magia nera coagulazio, cioè Satana per essere presente nel mondo deve coagularsi e prende forza dall'aborto, dal sangue versato umano, sì, sacrificio umano. Pensate quanti, adesso dice, ci sono gli islamici che vengono qua, già,
Sulla costa, dall'altra parte della costa sono 300 milioni di abitanti. Qua noi abbiamo 6 milioni di italiani in meno, li abbiamo abortiti noi però, è colpa degli islamici, no? Bene. Scusate, ma... Io vi ringrazio e ringraziamo Maurizio Blondet. Vi do appuntamento la prossima settimana, il 20, come ho ricordato, per la prossima conferenza, e poi ci vedremo per le conferenze del 13. Grazie a tutti e arrivederci.